La panchina dell'amore di Borghetto Santo Spirito è stata inaugurata il 12 febbraio del 2022. Questa deliziosa installazione sembrerebbe che porti fortuna a tantissimi innamorati. Mi raccomando, venite qua e fate questa bellissima passeggiata e mettete l'hashtag La Panchina dell'Amore. Chissà che porti bene anche a me. Questo castello di Mora fu edificato dall'ingegner Borelli nel 1871, nato con il concetto di autosufficienza energetica ed abitativa con le sue opere idrauliche perfettamente funzionanti ancora oggi. Il castello Borelli in stile neogotico fu edificato alle pendici del Monte Piccaro. Oggi è stato trasformato in un resort con bellissimi appartamenti e servizi davvero esclusivi. L'intero complesso è circondato da uno splendido parco su cui l'ingegner Borelli operò una serie di interventi di salvaguardia dell'ambiente naturale attraverso il recupero della vegetazione esistente e degli antichi sentieri. Altra peculiarità è che il castello è caratterizzato da un giardino botanico e da una piscina fitofloreale. Nel corso dei lavori di scavo emersero diversi reperti romani, tra cui un'ara ed un sacello romano con monete, anfore e resti di vasi. Alle mie spalle spicca il torrione che un tempo affiancava il vecchio mulino del paese in dialetto ruassa, che significa grande ruota. Immaginatevi di tornare indietro nel tempo. Il paese era dotato di servizi adeguati all'epoca. Oltre al mulino si trovava un forno comunale, la chiesa, un ricovero per i viaggiatori con i loro animali, dove qui trovavano dimora per la notte, in attesa che la mattina seguente aprissero le porte del paese. Il paese è sopravvissuto a numerosi terremoti grazie alla realizzazione di archetti che legano le fila di case creando scorci incantevoli e straordinari giochi di ombre e di luci. La chiesa parrocchiale di San Matteo venne edificata nel XVII secolo con il tipico campanile in stile barocco. Borghetto aveva due porte principali, quella est verso Loano e questa alle mie spalle è la porta a ovest verso la città di Albenga. Borghetto Santo Spirito venne fondata nel 1288 dalla città di Albenga, che lo cinse di mura e la fece come avamposto di difesa contro Loano, feudo di Doria. L'origine del nome Santo Spirito si rifà ad un ospizio o struttura religiosa fondata nel 1154 presso Capodanzio, ma oggi noto come Campo Santo Spirito. Passeggiando per le viuzze interne chiamate Carugi si possono notare alcuni particolari davvero interessanti. Ad esempio, sopra i portoni di casa sono collocate delle strane inferriate con 2 lettere dell'alfabeto.
Queste erano le iniziali del padrone di casa. Passeggiando per via Roma, la via centrale del borgo, è impossibile non notare la magnifica trifora. Questa trifora è stata rinvenuta dopo dei lavori di restauro. Alle mie spalle troviamo il vecchio municipio del paese. All'interno si trovano bellissimi stucchi e disegni che ornano il soffitto. Oggi è tornato di proprietà del comune. E qui troviamo una feritoia a bocca di lupo dove un tempo scagliavano le frecce ai nemici. Dal centro del paese partono diversi percorsi di trekking, per citarne alcuni: la traversata tra Borghetto e Ceriale, l'anello del Monte Piccaro e salita al Monte Croce. Il Monte Piccaro, che sovrasta Borghetto Santo Spirito e lo divide dal territorio di Ceriale, è il luogo ideale per conoscere i vari aspetti della flora costiera. Che meraviglia! È uno spettacolo. La cappelletta della Madonna della Guardia, qui sul Monte Piccaro, è stata proprio costruita in questo luogo per vegliare sul borgo, dopo che, secondo la tradizione, Borghetto Santo Spirito scampò nel 1637 all'assalto dei pirati barbareschi, che grazie proprio alla protezione della Madonna non riuscirono nell'impresa. Eccoci qui, abbiamo preso un percorso di trekking, ne partono veramente tantissimi. Noi siamo arrivati qui in cima al Monte Piccaro, dove alle mie spalle troviamo la Madonnina. La vista è straordinaria e con questa immagine noi ci vediamo alla prossima puntata con il format Ponente e parleremo del bello e del buono di Genova e della Liguria. Ciao a tutti dal Saba e da Zena Zone. Borghetto non smette di stupire, infatti c'è una seconda panchina dell'amore. Siamo qui in pieno centro, in Piazza della Libertà, ma questa seconda installazione è soltanto temporanea, per cui la potrete vedere e soprattutto fotografare con l'hashtag La Panchina dell'Amore sino ai primi di maggio. Quindi mi raccomando, venite a fotografare. Un bacio da Borghetto con tanto amore.